È scivolato e precipitando è scomparso davanti agli occhi del suo compagno di escursione. Così è morto Floriano De Colle, 63 anni, di Follina. L'uomo era un grande appassionato di montagna. Stamattina De Colle era partito presto in compagnia di un amico per raggiungere le creste del Monte Peron in comune di Sedico. Un sentiero che sale dritto e ripido, che si imbocca da Pian della Fraina, che si avvicina alle rocce e che in certi tratti è protetto da cavi metallici e che conduce al filo di cresta che tiene unito il Peron alla Pala Alta. Da lassù, a poco più di 1400 metri di quota, Floriano De Colle è precipitato. L'amico ha subito chiamato il 118. Alle 10:15 l'elicottero del SUEM si è alzato in volo e, giunto nel luogo indicato, dopo una rapida perlustrazione ha individuato il corpo esanime del 63enne. La salma è stata recuperata, ricomposta e trasportata fino a Candaten, dove una pattuglia della polizia ha redatto il verbale dell'incidente. Floriano De Colle era molto conosciuto a Follina, dove abitava nella frazione di Valmareno. Era molto riservato, ma ci salutavamo sempre quando lo vedevo camminare davanti a casa mia, dice il sindaco Mario Collette. Floriano De Colle era in pensione da un anno dopo aver lavorato per una vita alla Zoppas. Vedovo da 30 anni, lascia la sua attuale compagna e una figlia che vive in Inghilterra.